Il programma del G20 in realtà inizia formalmente il 7 luglio. Gli appuntamenti che verranno lanciati di contestazione in realtà saranno limitati al 9 e il 10 luglio, quindi alle ultime 2 giornate lavorative appunto dei tavoli del summit. Saranno più di 2000 gli attivisti che manifesteranno contro il meeting internazionale dell'economia e della finanza. Arriveranno da tutto il Veneto e da ogni parte d'Italia. A guidarli, tra gli altri, loro, i ragazzi e le ragazze della Tide, la Marea. Nella giornata del 9 luglio, quindi il venerdì alle 18:30 ci sarà questo appuntamento ai magazzini del Sale Docs, un appuntamento per discutere effettivamente quelli che sono i contenuti poi materiali della protesta, che ovviamente all'interno di una contestazione di piazza è più difficile cogliere, quindi entrare effettivamente nel merito. La giornata invece del 10 luglio vedrà l'appuntamento in riva alle Zattere, un luogo che è stato scelto perché negli ultimi anni ha sempre ospitato le manifestazioni del Comitato No Grandi Navi, quindi si è sempre caratterizzata e configurato come un luogo effettivamente della cittadinanza. Tra le voci del dissenso anche Rifondazione Comunista. Certamente noi vogliamo manifestare e con forza la nostra contrarietà ai contenuti di questo vertice e soprattutto ai possibili esiti di questo vertice, perché appunto riteniamo rappresenti interessi che non sono quelli della stragrande maggioranza dei popoli e dei cittadini, degli uomini e delle donne di questa terra.